Ciao Italia, sono a Valvasone, piccolo stop, voglio finire le ferie, chiamiamole ferie tra virgolette, girando in bici a San Francesco per dei percorsi tra virgolette anche lì non esplorati nel senso che sulle app di mountain bike, escursionismo eccetera non è segnato nulla. Le temperature saranno sui meno 8 gradi, però visto che con Pulming e con l'Alle proprio non c'è alcun tipo di problema. Ti potrà suonare brutto quando io dico ferie. Ma in realtà credo che le ferie esistano per chiunque, cioè persino se io fossi uno youtuber, perché cosa che non sono mai stato, ma il lavoro dello youtuber, no? Cioè quelli che vedi tu sull'internet che girano il mondo, no? Con la fidanzata, col T1, con i surf e tutte quelle cose, no? Comunque devono girare dei video, devono pensare a cosa fare, devono montarli, devono caricarli, devono scrivere i tag, devono fare la copertina. Fidati che io che sono informatico, te lo dico, è un lavoro vero e proprio, hai capito? E pertanto io ho questa fortuna di poter, come te, che lavori in fabbrica o che lavori non so dove, di dire si stacca e si va in ferie. Ah, ecco perché ho acceso la Singano Camera, perché questa è una sorta di diario, una sorta di vlog, tipo sai le trasmissioni radiofoniche dove chiacchierano per il cacchio di quello che succede, eccetera, solo che qua lo facciamo in video e viviamo mano per mano, mano per mano. Sì, lo so, mi sono appena sa. E viviamo passo per passo la vita che arriva sotto i piedi, no? Che è inaspettata, no? Come sempre. E però no, ecco appunto in questo diario volevo scrivere che ho un po' di paura, sì, sinceramente, di trovare strade un po' particolari o un po' troppo innevate per andare a San Francisco, perché San Francisco è un borghetto un po' tra virgolette dimenticato da Dio, cioè nel senso geograficamente parlando. Ah, e queste sono le nuove manopole della Ishingano Bike, non sono della Specialized, ma sono della Dead Grip. Ringrazio tantissimo, sono fantastiche, veramente fantastica, il tatto è un grip pazzesco. Ringrazio tantissimo il tu che ha provato a scriverlo tante volte nei commenti, io vedevo che lui provava a scrivere sta roba come vedo quando voi provate a scrivere, però YouTube vi censura anche a volte se non scrivete cose particolari, tipo senza link, senza parolacce, senza scritto in maiuscolo. YouTube vi blocca lo stesso, non riesco a capire. Purtroppo ragazzi, come avete ben intuito e come vi ho spiegato più volte, YouTube qua è una gabbia. Gli youtuber sono schiavi due volte su YouTube. Prima perché sono costretti a far pagliacciate, titoli sensazionalistici, copertine con la faccia da culo e via discorrendo per creare numeri. E sono schiavi una seconda volta perché devono stare pure con la testina bassa e molto attenti a quello che fanno e dicono, altrimenti vengono demonetizzati o buttati fuori. Come se ciò non bastasse, pure gli spettatori, poretti, sono in qualche modo con le mani legate, ossia possono ricoprire solo il ruolo di spettatore passivo, ma non nel senso non robe sessuali, nel senso che guarda e basta e non fa niente, mentre non può ricoprire il ruolo di spettatore attivo, e anche qua non c'entra niente con robe sessuali, si intende che non può tipo interagire, ok? Perché spesso, come abbiamo visto, cioè pure loro vengono censurati senza motivo. Mi ricorda un po' quella canzone di Tozzi che diceva famiglie di operai licenziati dai robot, perché spesso sono degli algoritmi che fanno ste robe, come probabilmente è stato anche un algoritmo che ha demonetizzato a vita senza possibilità di parlare anche e rispondere con qualcuno, no? Il canale YouTube, hai capito? Quindi io è da anni che lo dico, se tu che mi stai guardando hai intenzione, perché vedi, no, ti sembra tutto facile di aprirti il canale YouTube e di vivere di quello, ti ho appena detto che primo è un discorso che è strano, cioè devi veramente aprire il culetto per essere identificato con la massa e quindi piacere alla massa. Questo fin dall'antichità, insomma, ce lo spiegano che è una cosa che ha sempre funzionato. Per quello i geni erano sempre soli e non avevano amici. Successivamente la novità, cioè, sì che avrei dovuto immaginarla, però vabbè, insomma fino a un certo punto diciamo che non ci davo peso. Attenzione, perché se tu ti fondi il tuo futuro, le tue capacità, il tuo tempo solo e esclusivamente su un canale YouTube, beh, questo l'ho già detto più volte anche anni fa, è veramente da pazzi, perché
ti dicevo all'epoca, può essere che magari non stai più simpatico a nessuno, può essere che YouTube non esiste più, può essere che non esistono più le monetizzazioni, dicevo. La realtà può essere che così un algoritmo arriva senza motivo e ti toglie la monetizzazione a vita. Tu dovresti, per recuperare questo, tecnicamente parlando, rifare un altro account bancario intestato a un'altra persona e un altro canale YouTube con un altro account Google, cioè tutto nuovo. Cioè tu, persona, sei identificato, microchippato, cancellato e messo a tacere. Però, signori coglionazzi di YouTube, e non intendo il pubblico, ma intendo quelli che manovrano la macchina, il sistemino, Singano è ancora qua e sarà sempre qua a sparare le sue cazzate, perché a lui non sono mai interessati gli iscritti, lo ha sempre detto e si è sempre visto e i risultati ci sono, ma contemporaneamente ha sempre detto quel cazzo che vuole. E anche sempre fatto quel cazzo che vuole, perché scusa, un video del genere dove uno parla così appena sale prima mattina seduto qua in un camper, te pare che fa visualizzazioni? No, avrei dovuto inventarmi qualcos'altro, mettere la copertina giusta, il titolo giusto. Credi che non le sappia fare ste robe? Ma me le riservo per il lavoro, cioè per i clienti? Sì, no, aspetta, sì, stamattina ho il dente avvelenato, sì, stamattina sì. Perché io ce l'ho sempre avuta, no, con quelle... No, non erano giornali, erano tipo dei siti di viaggi, blog, cioè dei siti internet che parlavano di viaggi, eccetera, e prendevano sempre in mezzo sta gente che praticamente altro non facevano che farsi un viaggio di 2 o 3 mesi, chi si prendeva l'anno sabbatico, insomma come hanno sempre fatto tutti, e andavano a farsi il giro con i camper, cioè praticamente dei camperisti, no? E nei titoli sempre molla tutto e va a vivere in camper, molla tutto e va a fare il giro del mondo, molla tutto. CP, noi molliamo tutto e andiamo a pisciare fuori. Anzi, no, aspetta, mollo tutto e mi pincio a coercione, va? A volte mi viene un po' anche il timore però di non essere capito, perché sai, siamo in tanti, non voglio dire che c'è chi è stupido, assolutamente no, però sai, se io parlo in inglese, chi ha parlato un po' l'inglese nella sua vita lo capisce. Se parlo lo spagnolo no, hai capito? E questa è una metafora. Questo per dire che io da sempre, fatta caso, ho sempre fatto il pubblicitario e il commerciale. Quindi queste mode, tutte queste tendenze, tutte queste strategie, tutti questi giochetti, li conosco, o meglio, li so capire, scoprire, smascherare, spogliare alla perfezione, perché è sempre stato il mio lavoro, hai capito? E fa tristezza vedere queste cose su ciò che dovrebbe essere un divertimento, no? Hai capito? Ovviamente aspetta, perché ogni volta nei commenti stai parlando di Tizio, stai parlando di Caio, no, o meglio sì, ma sto parlando di 1000 persone, Dio caro, perché l'ho visto in 1000 posti, in 1000 siti, o anche i canali YouTube hanno sta roba qua che va di moda, chi muoia tutto, i verso un agriturismo, i muoia tutto, i verso il bar, sta parola di mollar tutto, perché hanno visto che quando si scrive mollo tutto, e allora tutti entrano, hai capito? Qualche moda però ci l'abbiamo lanciata anche noi. I camper tour che vanno tanto di moda, chi è che ha iniziato a far vedere i camper? O i raduni? Chi è che ha iniziato a fare i raduni? E i giardini di oggi, e la vastità, e il dove abitiamo oggi, CP. E per i meno attenti sono partito. Sempre per i meno attenti c'è nebbia e piovigina. Per i meno telepatici pensavo fosse strapieno di neve, invece no. I più perspicaci noteranno che ancora non c'è neve. Mamma mia ragazzo, tendo una roba. No, scusi il CP, basta, porca troia. Guarda che mistieri, guarda giù dal Buronauz, tutto il Caivo, vedi, Caivo, sarebbe la nebbia. I più mnemonici però diranno, ma è strano, cioè aveva nevicato a bomba per giorni e giorni, adesso è tutto asciutto. Sempre i più attenti diranno, man mano che si sale, la nebbia si dirada. Quelli proprio più svegli in assoluto diranno to, c'è un altro camper, e quelli un po' più stronzetti diranno to, si è messo proprio nel tuo posto, Singano, che ti girano le palline. Si è messo proprio lì, sì. E tu hai visto le cocoemi? Le galline? Sì, sono galline, non sono bau altro, sono solo galline. Sto caricando tutti e due i serbatoi. Ci sono 4 gradi, si sta benissimo, guarda. No, lì non lo vedi. Lì c'è il cervo che mi sta dando il culo. 2 cervi, vabbè, sono lontanissimi.
provo a ingrandire. Allora io direi mollo tutto, porto a pisciare il cane, dopo vado in giro in bici e dopo torno a lavorare. Cioè no, la mia intenzione era quella proprio di mollare tutto e andare via in bicicletta e basta. Però ho parlato con i miei clienti, cioè se non ve faccio qualcosa in cambio non mi danno i soldi, è una roba, gente di merda venale. Una cosa che consiglio a te, se come me sei un po' tra virgolette un neofita delle uscite, no? Magari ne si fate anche tante, però insomma non sei mai incappato in tutte le situazioni. Cosa succede? Soprattutto in questi periodi, in questa stagione, è facile perdersi in montagna e rimanere al buio e fa freddo e dopo sono veramente cazzi, soprattutto quando vai in bicicletta. Dico soprattutto quando vai in bicicletta perché fai molti più chilometri e pertanto è d'obbligo portare via un telefonino con delle mappe offline. Io utilizzo maps.me, ma ce ne sono tantissime, un power bank se il tuo telefonino non arriva a fine giornata tipo il mio, e una torcia che non si sa mai. Devo dare ragione al benzinaio perché Pullmin, se lo lavi, qua è metallizzato, è effettivamente nuovo, come nuovo di pacca. L'unica cosa che non è nuova sono i raccordi, cioè no, come posso spiegarti, tipo quando gli hanno attaccato il paraurti, vedi, piuttosto che qua il cerchio per il tubo dell'acqua, ok, allora lì sì, vedi crepette dovute a magari, vabbè, le botte che ha preso il proprietario precedente ovviamente, però le vibrazioni, gli sbalzi di temperatura eccetera eccetera. Però devo dire invece la parete è come nuova. Giustamente tu dirai, ma a me che cazzo me ne frega? Giustamente io ti risponderò, t'avevo detto che era il mio diario. Quindi prova a immaginarmi da vecchio con l'Alzheimer magari, ah sì, che a volta che avevo il camper con le pareti nuove, il resto tutto spaccato, ah sì, mio ricordo, sì è vero. Se siamo alti si vede la nebbia e basta oggi. Wow, eccola qua la frana, guarda che roba, devo proseguire, non mi si appannano gli occhiali. Wow, tu non li puoi vedere, ma ci sono decine e decine di mega nidi di ragni su tutti i pini, su tutte le conifere. Non so se essere felice o un po' triste, ma è finito il percorso. Peccato perché era molto bello, speravo continuasse tipo in un anello, cose del genere, invece purtroppo ragazzi l'avventura di questo sentiero finisce qui. Aspetta, perché le puntine del mondo non è che ti deve far solo vedere i bei posti, nel senso per rallegrarti gli occhi, ti deve dare anche le istruzioni. Pertanto se mi sono dimenticato di scrivere le posizioni di GPS, chiedile nei commenti come sempre. Però ragazzo, una volta questo percorso era più che fattibile, solo che poi si sa, con le frane, le alluvioni e tutto quanto, molti percorsi la natura li ha chiusi. Un silenzio da panico. Cazzo, oggi zero vertigini, zero. Che bello, Mandi vuol dire tipo saluti, arrivederci. San Francesco, lo ricordo, è secondo me il posto più bello da stare un po' col camper, da esplorare, da visitare. L'unico suo dannatissimo difetto è il fatto che non ha un alimentari vero e proprio.
ombre dei fantasmi del passato ti chiedono come mai hai abbandonato questo sentiero bellissimo ma sbriscioso. Per le salite troppo esageratissime c'è sto pulsantino bellissima bike che lo schiacci e ne avanti da sola. Che sogno Italia, che sogno veramente, questa bici mi sto divertendo come uno stupido. Se ti interessano le posizioni, mi raccomando, ecco, sì, volevo due in uno, volevo farti vedere anche la pettorina nuova, cioè arriva che e niente, se ti interessano le posizioni, ho fatto varie foto col telefono, quindi ho le posizioni GPS. Sto finendo il sito di un nuovo full timer e guarda te che razza dei siti che fascinano. Allora, vivospiritolibero.com, il giorno che tu vedrai questo video ovviamente sarà già online. CP, vieni qua amore, accidenti, volevamo andare a buttare le immondizie ma niente, c'erano delle volpi che ci giravano attorno, le vedevamo dagli occhi con le torce e ho detto per sicurezza che non si prenda malattie e robe del genere, vero cane? È meglio stare in camper. Abbiamo fatto una pipì qui fuori e le squasce le buttiamo domani mattina. Vai sigari!